Cari telespettatori, ben ritornati nel nostro consueto appuntamento con l'FNP CISL, pensionati della CISL. E come sempre puntualmente affrontiamo alcune questioni di grande attualità, di grande emergenza e di importanza. Come stanno vivendo gli anziani, tantissimi anziani che sono peraltro anche la categoria, la fascia più colpita dal Covid, questo periodo di vaccinazioni, di malattia, di rischio, e poi la fase successiva. Quali sono le problematiche che sono emerse in tutta la loro emergenza e gravità? Quindi una medicina del territorio che forse non è sufficiente per soddisfare le aspettative, le esigenze che diventano sempre più pressanti in una popolazione che sempre più invecchia. Al centro dell'attenzione naturalmente gli studi, le ricerche e l'attività del sindacato. Noi come sempre parliamo qui con noi collegati in studio. Abbiamo Vanna Giantin, segretaria generale FNP del Veneto. Grazie di essere con noi, segretaria. Buongiorno e grazie a voi. E Sergio Furlanetto, segretario regionale FNP sempre del Veneto. Grazie anche a lei, segretario. Buongiorno a tutti. Allora, come sempre con la segretaria facciamo il punto della situazione, perché voi ce l'avete un po' in mano, in continua evoluzione, perché ricordiamolo, quello che si dice adesso poi può cambiare improvvisamente per inaspettati eventi che prescindono dalla volontà degli umani, ma tant'è, ce ne abbiamo fatto ormai l'abitudine, vero? Purtroppo sì, ci tocca, perché ogni tanto ci tirano fuori qualche novità, tipo questa dell'AstraZeneca di questi giorni, che quindi sconvolge un po' anche le verifiche che abbiamo fatto. Noi abbiamo fatto, sia come sindacati dei pensionati ma anche come CGIL e CISL UIL, una verifica martedì scorso con la Regione Veneto sull'andamento delle vaccinazioni e come stanno andando i vari piani delle vaccinazioni nelle singole province. L'incontro aveva due scopi: capire come si può completare la vaccinazione degli ultra ottantenni, che è quella che a noi sta più a cuore, perché sappiamo che sono le persone più fragili e sono quelle che fino adesso hanno avuto il tasso di mortalità più alto, e dall'altra parte capire come le singole ASL mettevano i piani di vaccinazione a conoscenza della popolazione, perché abbiamo avuto soprattutto la settimana scorsa molti disguidi, gente convocata che poi non è stata vaccinata, oppure gente convocata che ha fatto file di 2, 3, 4 ore. Poi ci sono stati anche dei punti di eccellenza dove le vaccinazioni sono state regolari, corrette, eccetera. Allora, siccome in una situazione che cambia in continuazione, è indispensabile che sostanzialmente la popolazione sia informata adeguatamente e sia informata in maniera costante e corrente. Qual è la situazione che noi abbiamo rilevato? Che in molte, diciamo così, in molti comuni o in qualche provincia si sono attivate le modalità di comunicazione con gli anziani attraverso il volontariato, attraverso i comuni, attraverso gli addetti comunali, che sono quelli che stanno ancora portando a domicilio dei ultra ottantenni le lettere di convocazione e verificano che questi abbiano anche le condizioni per essere accompagnati alla vaccinazione. In altre parti non è così e quindi si pensa che gli anziani possano leggere le variazioni dei programmi sui siti telematici delle ASL, e questo non può essere assolutamente, nel senso che non è pensabile che gente ultra ottantenne abbia un computer davanti aperto per vedere che cosa scrive la ASL. Allora, la verifica con la Regione Veneto aveva questo scopo, quello di chiedere alla Regione che ci fossero indicazioni uniformi in tutte le ASL e che soprattutto le ASL mettessero in campo tutte le azioni per informare la popolazione, quella soprattutto ultra ottantenne, delle variazioni che possono avvenire per mancanza di vaccini, perché sono arrivati alcuni tipi di vaccini sì e altri no, oppure anche per difficoltà organizzative delle singole ASL. Chiaro.
Però nel modo congruo, cioè per modo da essere compreso da questa target di popolazione, perché non è che devono tutti far capo ai nipoti, figli, quant'altro. Tra l'altro la ASL ci ha informato che una volta praticamente completata la vaccinazione degli ultraottantenni, che oggi siamo al 76% con la prima dose, e quelli che hanno avuto tutte e due le dosi, che quindi possiamo considerare vaccinati, siamo al 38% circa. Questi sono numeri che variano ogni mattina a seconda di quante dosi si fanno nella giornata. Però poi abbiamo anche il target dei cosiddetti fragili e super fragili. Ecco, esatto. Perché... Allora, un attimo solo che la interrompo un secondo, perché vediamo la slide delle vaccinazioni in Veneto proprio per età, come diceva lei, in modo che anche i nostri telespettatori si rendano conto dell'andamento. Questo al 7 aprile, quindi recentissimo, ore 6. Sì, vediamo che praticamente le somministrate sono oltre 1 milione. Qui non parliamo di persone, parliamo di dosi somministrate. Sì. Quindi sono state somministrate circa 1.030.000, 1.040.000 di dosi, e sono praticamente le varie fasce d'età. Vediamo che quella che sta crescendo è quella 80-89, è ancora relativamente bassa quella 90 in più, perché su 90 in più abbiamo anche la categoria dei fragili e superfragili, che sono quelli che una grossa parte ha anche bisogno della vaccinazione a domicilio o di mettere in campo organizzazioni di tipo diverso. Sta crescendo anche bene quella 70-79, che è la fascia che viene aggredita subito dopo e che però è molto differenziata tra provincia e provincia, nel senso che ci sono province che stanno correndo di più e province che stanno correndo meno. Chiaro. Un'altra cosa, la vediamo un po' per categorie, adesso non c'è più la distinzione di categorie, però così vediamo come sono stati un po' vaccinati, e quello qui proprio è anche una cosa interessante da sapere. Vediamo... Sì, qui abbiamo avuto prima gli operatori sanitari e sociosanitari, quindi infermieri, le OSS, medici, e sono stati la prima categoria vaccinata. Poi abbiamo avuto il personale non sanitario, e dentro su questo noi pensiamo che ci siano gli addetti alle pulizie, gli addetti all'assistenza, che operano comunque o nelle case di riposo o negli ospedali. Poi gli ospiti delle RSA, attualmente la Regione Veneto e tutte le RSA, quindi le residenze per anziani, sono da considerare Covid free, quindi sostanzialmente sono da considerare messe in sicurezza, tranne piccole percentuali di ospiti che sono quelli che per patologie di un certo tipo non possono essere vaccinati. Poi abbiamo forze armate, gli over 80 che stanno crescendo, l'abbiamo visto prima, personale della scuola che era partito e poi a un certo momento ha rallentato, e poi c'è questa voce altro che ci lascia anche qualche dubbio, perché 277.200 dosi somministrate ad altri, non si capisce bene chi sono tutti gli altri, potrebbe essere infilato anche qualche furbetto, una roba di sto genere. Infatti, l'ultima cosa che è sempre interessante sono la percentuale degli over 80 con almeno una dose, 76,1%, eccolo qua. Ecco, esatto, per questo la Regione martedì ci diceva che per loro, se c'è la disponibilità di vaccini, ormai ci stiamo avviando rapidamente alla conclusione degli ultraottantenni, nel senso che siamo ormai quasi l'80%, quindi il completamento potrebbe essere anche rapido se c'è disponibilità di vaccini. Siccome sappiamo che su questa categoria sono stati usati i Pfizer e i Moderna, è chiaro che dipende molto dall'arrivo di questi vaccini. La Regione ci ha anche detto però che abbiamo, dopo completato questo ciclo, 100.000 persone che sono quelle considerate praticamente super fragili e che vanno vaccinate a domicilio. Queste sono quelle che hanno l'assistenza domiciliare, quindi l'ADI, e queste sono quelle che in qualche maniera dovrebbero essere gestite sia per la vaccinazione che per la segnalazione dai medici di famiglia. Poi ci sono 130.000 persone
che sono quelle che la Regione ha praticamente rilevato attraverso le comunicazioni dell'INPS, perché titolari di legge 104, quindi quelle sulla invalidità, e ce ne sono anche altre 200.000 che sono quelli che sono titolari di ticket di esenzione, che vuol dire che sono esenzioni per determinate patologie. Allora, in tutti questi soggetti, dove praticamente se sono impossibilitati di muoversi, se hanno bisogno di vaccinazione a domicilio, se hanno patologie tali che non gli permettono di recarsi ai punti di vaccinazione, gli intermediari e quelli che danno la qualità della persona dovrebbero essere i medici di famiglia. Eccola, vabbè, là si aprirebbe un capitolo incredibile, perché abbiamo tantissime segnalazioni che ancora non danno cenno, non tutti, pochissimi hanno dato cenno di vita. Allora, noi sappiamo che in alcune realtà sono partiti a vaccinare anche i medici di famiglia, soprattutto quelli che fanno parte delle cosiddette medicine di gruppo, che si sono organizzati. Non è purtroppo così dappertutto, anche perché il dato che ci ha dato la Regione è che l'accordo con i medici di famiglia perché provvedano alle vaccinazioni, su 3.000 medici del Veneto, quelli che hanno aderito volontariamente fino adesso sono 1.500. L'altro capitolo che si è aperto col decreto che è entrato in vigore il giorno 7 è quello del personale sanitario che ha rifiutato la vaccinazione perché Novax. Ora, siccome il decreto legge dice che o si vaccinano o vanno spostati di lavoro, e laddove non c'è la possibilità di spostarli vanno sospesi e va sospesa la retribuzione, si apre tutto l'altro capitolo di che cosa faranno queste persone. Se accetteranno di essere sospese, se ricorreranno alla vaccinazione per continuare a lavorare, e come poi deve essere assistata l'assistenza all'interno delle diverse realtà. Chiaro. Allora, parleremo ancora di questo perché sono argomenti incredibilmente infiniti, però voglio passare la parola perché il tempo vola anche a Furlaneto. Segretario, quale futuro allora si prospetta per gli anziani? Abbiamo parlato più volte di invecchiamento attivo, cioè modalità di invecchiamento compatibili, insomma, con la persona. Sì, partiamo dall'alto, diciamo, no? L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha proclamato per il decennio 2020-2030 il decennio per l'invecchiamento in buona salute, fissando degli obiettivi. Primo, il modo di cambiare il pensiero nei confronti dell'età e dell'invecchiamento. Se qualcuno fosse stato restio a cercare di cambiare il pensiero rispetto a questo, sicuramente una scossa l'ha ricevuta con l'arrivo della pandemia, che ha costretto, volenti o nolenti, a cambiare il modo di pensare sull'età e sull'invecchiamento. L'altro obiettivo che ha posto l'OMS è quello di sviluppare una comunità a misura di anziano sotto tutti gli aspetti, dal punto di vista fisico, sociale, economico, urbano e rurale, diciamo, e di fornire delle cure integrate, incentrate sulla persona, e che i servizi sanitari vadano a rispondere a queste esigenze che vengono poste, e compreso anche il discorso dell'assistenza a lungo termine, perché purtroppo molti anziani arrivano a un momento in cui tra le multicronicità e la non autosufficienza si deve anche ragionare di assistenza a lungo termine. Per raggiungere questi obiettivi l'OMS indica anche degli strumenti, primo tra tutti quello di ascoltare i diretti interessati sui loro bisogni, sulle loro aspettative, sulle loro speranze, e sentire anche tutti gli interessati a questa questione, quindi medici, sanitari, le associazioni di rappresentanza, il volontariato, rafforzando tra tutti questi uno scambio di dati che consentano di avere un quadro sempre sotto controllo in funzione dell'assistenza.
e da ultimo anche per quanto riguardano i governi nazionali, regionali, europei, a livello europeo e mondiale, anche un cambiamento nel modo di gestire le politiche e i sistemi economici in funzione di questo. Infatti anche l'Europa è intervenuta su questa questione e l'Italia, in Italia per dar spazio, per dar modo di ragionare rispetto a questo, nel 2014 ha costituito l'Alleanza Italiana per l'Invecchiamento Attivo, composta dal punto di vista medico dalle società di geratria, gerontologia, di igiene, della medicina e della fisica riabilitativa e anche assieme i sindacati confederali di pensionati, le ACLI, l'Associazione dei Comuni, cioè è stato messo assieme un coordinamento tecnico, scientifico e sociale che a 360 gradi si interessi del problema degli anziani. Chiaro. Venendo alla Regione del Veneto, a seguito di tutta questa cascata, diciamo, nel 2017 ha varato una legge, la legge 23, che tende a valorizzare l'invecchiamento attivo. A seguito di questa legge è stato fatto dal 2018 al 2020 un piano triennale e ragioniamo sull'ultimo anno, il 2020, tanto per fare un esempio, all'interno di questo piano triennale a seguito di questa legge per l'invecchiamento attivo in Veneto, la Regione ha stanziato 498 milioni di euro, che li vediamo grosso modo suddivisi in due parti, un pezzo destinato alla salute e al benessere e alla vita autonoma delle persone. Chiaro. Un attimo, abbiamo interrotto, mi sa che e l'altro pezzo destinato... Abbiamo un problema di collegamento, vediamo se riusciamo a riprenderlo perché probabilmente c'è un problema di connessione. Benessere. Pronto segretario? L'abbiamo persa. Io darei la parola per riagganciarci al tema alla segretaria, perché mi sa che non riusciamo a connetterci abbiamo perso il collegamento con lui. Vediamo se riusciamo a prendere la segretaria, Vanna Giantin. Oppure se proprio dalla sede ci sono problemi di collegamento. Intanto chiedo, eccola qua, segretaria? È con noi? Sì. Ecco. Buongiorno. La riprendo perché il collegamento col segretario fa i capricci questi ultimi minuti, quindi dobbiamo terminare questo discorso. Stava dicendo appunto l'importanza di queste attività che vengono svolte per l'invecchiamento attivo, però c'è un problema di case di riposo ancora irrisolto, non adatte, non idonee a questo tipo di anziani, e il problema della non autosufficienza che non collima tanto con la domiciliarietà, perché a casa da solo un anziano, se non è autosufficiente, non ci può stare, la famiglia ha difficoltà anche economiche a seguirlo. Come si combinano queste due componenti? Ma vediamo se Sergio ha riattivato l'audio, se no... Sergio, ci sei? Io ci sono, non so l'abbiamo ripreso. Chiudiamo queste cose che abbiamo pochi minuti. Hai sentito la domanda, quindi rispondi tu. Sì, praticamente passiamo a questa questione della domiciliarità, della residenzialità e della non autosufficienza. Queste tre cose stanno legate assieme perché noi le vediamo dal punto di vista dello sviluppo della sanità territoriale, cioè quella sanità che dall'uscita dell'ospedale mi porta fino al domicilio. In questa catena, in questa rete sanitaria territoriale che è ancora poco sviluppata e deve essere fortemente sviluppata, perché anche la vicenda Covid ha dimostrato sulla necessità di intervenire e di mantenere le persone e curarle a casa, deve essere rinforzata la rete degli cosiddetti ospedali di comunità, che sono quelli ospedali necessari per le persone che non possono andare al domicilio o in altre residenze, ma che però devono uscire dall'ospedale, devono essere state curate, operate o quello che c'era da fare. E questi mancano. Esatto, in questa rete noi ci inseriamo ovviamente i centri di riabilitazione, i centri di salute mentale, i centri di sollievo, compreso l'Alzheimer, gli hospice, i centri residenziali e semidipendenziali per i disabili, il recupero delle dipendenze,
ma anche, e qui subentra tutta la questione delle IPAB, i centri, gli istituti residenziali e semiresidenziali per anziani, che secondo noi con la riforma IPAB devono entrare a pieno titolo nel sistema sanitario territoriale ed essere lì dentro integrati. E da qui ci colleghiamo poi al domicilio, passando per le medicine di base, medicine integrate di base, che secondo noi, oltre che essere un centro di riferimento in periferia dove i medici si riuniscono in gruppo e debbono avere dall'ULSS quelle strutture per la diagnostica minima e devono essere assieme a disposizione di tutti i malati che loro assistono, non ognuno i suoi, ma nel complesso si parla di 4-5 medici che abbiano un riferimento di 8-10 mila mutuati, a cui l'ULSS deve fornire macchinari, strutture, una segreteria, deve fornire anche degli infermieri, perché tramite questi si può andare a potenziare l'assistenza domiciliare, che può essere solo infermieristica ma anche medica, dopo aver individuato un percorso terapeutico a cui vanno sottoposti gli anziani da assistere in maniera domiciliare. E in questa logica complessiva di sanità territoriale ci va anche un ragionamento sui cosiddetti caregiver, che sarebbero poi nient'altro che i familiari che assistono i propri malati in famiglia, oppure le badanti, che devono entrare in un ciclo anche di formazione e dover essere registrati in un registro regionale, in maniera che sia chiaro chi fa cosa rispetto alle persone che vanno curate a domicilio. Chiaro. Io chiedo alla regia se mettono in onda anche l'ultima slide: invecchiamento attivo, domiciliarità, non autosufficienza, residenzialità, proposte unitarie del sindacato dei pensionati. Lunedì 12 aprile un seminario con collegamento Zoom dalle ore 9:35, quindi c'è la possibilità di ascoltare Lorenza Cervellin, Sergio Furlanetto e Gino Ferraresso, rappresentanti di 3 sindacati dei pensionati, che disquisiranno su queste tematiche e le approfondiranno con i diversi punti di vista. Quindi è importante anche seguire, eccolo qui, vediamo questo momento di approfondimento anche per gli addetti ai lavori, direi. L'ultima questione, perché mancano pochi minuti alla chiusura, volevo chiederle questo: le case di riposo sono state al centro d'attenzione, ci sono stati grossissimi problemi, però alla fine risultano la soluzione ultima per le famiglie e per la persona che non si trova più in grado di stare da solo presso la propria residenza. Lì va rivisto il discorso dell'organizzazione delle case di riposo, perché altrimenti le famiglie non possono, abbiamo visto, anzi ci sono tantissimi anziani che sono rimasti abbandonati a se stessi sostanzialmente, in gravi condizioni di disagio. Sì, l'organizzazione delle case di riposo va rivista completamente a livello territoriale, devono essere riferite al distretto sociosanitario. Noi sappiamo che le ULSS sono suddivise in distretti sociosanitari e quindi a questo devono fare riferimento le case di riposo. Noi riteniamo anche che l'insieme delle case di riposo che fanno parte dello stesso distretto devono avere un proprio dirigente sanitario che dà delle risposte in materia. Qui bisogna tener conto che ultimamente, in questi ultimi periodi, gli anziani che arrivano nelle case di riposo sono ormai, arrivati in una condizione per cui a casa non riescono più ad assisterli. E quindi c'è questo problema di riorganizzare il modello assistenziale, ma però va tenuto conto anche di situazioni in cui gli anziani si avvicinano in età più giovane alle case di riposo, perché magari vivono da soli, e allora qui si apre tutto un panorama nuovo che noi speriamo e vogliamo che si sviluppi, che è quello del cosiddetto co-housing, cioè che a fianco delle case di riposo dove ci stanno gli anziani che devono essere per forza assistiti da personale specializzato, dagli host, dagli infermieri, dai medici, ma che ci siano delle forme di assistenza
attraverso i co-housing, cioè dei piccoli appartamenti, i mini appartamenti di una singola persona, di una coppia, che vivono attorno alle case di riposo, che vivono autonomamente e hanno dalle case di riposo quel minimo di assistenza leggera di cui possono aver bisogno dal punto di vista medico e infermieristico. Chiaro. C'è un ultimo problema, siamo proprio in chiusura, le rette delle case di riposo. Noi abbiamo tantissime sollecitazioni da parte di famiglie, di cittadini, in realtà di famiglie, che non riescono assolutamente a sostenere la retta della casa di riposo. È gravissimo, perché sempre più anziani ne avranno bisogno in un modo o nell'altro, e il potere di acquisto sempre più dei pensionati da qua a venire sarà più basso, per cui qua va vista questa questione in primis ancora. Sì, questa questione va rivista. Intanto va detto che l'anno scorso, quando le case di riposo verso fine anno avevano incominciato a chiedere gli aumenti delle rette, noi siamo intervenuti dicendo che ciò non era corretto, perché la Regione aveva stanziato dei fondi per riappianare i bilanci delle strutture che erano in perdita. Quest'anno le case di riposo dicono che la Regione fino ad oggi non ha previsto niente, per cui noi partiamo. Infatti abbiamo segnalazione da tutte le province del Veneto che le case di riposo stanno facendo aumenti delle rette giornaliere, addirittura diversificando tra i vecchi ospiti e quelli nuovi che arrivano a partire da quest'anno. È chiaro che qui c'è un problema di impegnative da parte della Regione, che devono aumentare di valore, perché noi siamo fermi con le impegnative a 10 anni fa col valore delle impegnative, e allora quindi la Regione deve intervenire in questo senso. Bene. E ovviamente qui ci va dentro tutto un ragionamento da fare anche su quello che è il welfare territoriale, che vada ad integrarsi con il welfare aziendale, in modo tale che la società nel suo insieme contribuisca ad affrontare questo problema che riguarda tutti. Benissimo, Sergio Furlanetto, siamo giunti al termine. Grazie Vanna Giantin, segretaria generale FNP del Veneto, di essere stata qui con noi. Grazie Sergio Furlanetto, segretario regionale dell'FNP Veneto. Io vi ricordo come sempre di seguire le nostre puntate, le trovate anche in un capitolo dedicato a Parliamo di FNP CISL sul web, sul nostro sito internet, potete vederle tutte, sono molto importanti ed estrema di attualità. Chiamate le sedi dell'FNP CISL del Veneto presenti in tutto il territorio per avere una consulenza, un supporto, un aiuto. Non siete soli, vi sono sempre vicini con i professionisti, preparati e attenti. Grazie ancora di essere stati con noi, grazie a voi telespettatori.